orgoglioso d'essere veneto. Adesso basta non stare per i maroni, questa sera deve fare dei menoni, che so cresciuto e non vago via, vivo nel posto più bello che sia, vai in Himalaya che mi vado su Cortina, ti vai in Egitto che mi sto sotto marina, questa se casa non voglio partire mai più sotto mare. Veneto sei stupendo, Veneto fino in fondo, Veneto sei il mio mondo, lontano neanche un secondo, a me non mi interessa Milano e neanche Hong Kong, cosa butto che vada a Londra, Roma o Bangkok, cosa che sei. Ciao carissimi ascoltatori, hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Un'altra volta siamo noi. Ivana Corati desde Santa Fe. Mariano Gasola desde Rosario. Y Marcelo Carrara desde la ciudad de Mar del Plata. De esta manera damos inicio al programa número 13 de la segunda temporada de Parola Veneta Radio, en nuestro canal de YouTube para todo el mundo. Pero también gracias a la gentileza de Radio Cómites Rosario, les traemos una hora con toda la información y cultura para la comunidad veneta argentina y para todos aquellos amigos que aman Italia en general y el Véneto en particular. Primavera, primavera. Y así les canto y así llegó la primavera. Escúchenme una cosa, ¿fueron al picnic ustedes? No, por acá estuvo muy feo el día de la primavera que nos trajo el agua. Mejor, porque por un lado esperemos que se nos terminen los incendios en las islas, pero bueno, les cuento que, otra cosa hablando de picnic, les cuento que luego de muchos años, el picnic de la colectividad italiana de Rosario vuelve en el Club Italiano el domingo próximo, el 2 de octubre. Qué bueno, iremos si nos invita. ¿Y por Mar del Plata cómo anduvo? También parecido, con lluvia, llovizna, mal tiempo, algunos momentos sol, a veces nublado y un poquito de frío, pero bueno, como es habitual para este mes, empezó la primavera para lo que es el hemisferio austral, y en la otra parte del mundo, ya lo sabemos, comienza el otoño, y como es tradición, es la época de Farilbín. Así es, Marce, Farilbín, que sería la expresión veneta que significa vendimiar. Con el fin de verano y la llegada del otoño, en septiembre es la época de la vendimia y de recoger las uvas destinadas al vino, porque es bueno precisar las uvas de masa, las destinadas al consumo como tales, como uvas, y se cosechan. Así sería lo que es Farilbín. Pero bueno, las uvas destinadas al vino se vendimian. La vendimia en castellano, la vendemmia en italiano, fare il vin en Véneto, es una de las actividades humanas más antiguas. Se supone que ya en el año, 10.000 años antes de Cristo, en la zona denominada Medialuna Fértil, es decir, el territorio que actualmente comprenden los estados de Egipto, la antigua Palestina, la Mesopotamia y lo que era Persia, se produjeron las primeras vendimias. La producción a gran escala sería también muy antigua y dataría entre 4000 antes de Cristo. Hay rastros de una primera casa vitivinícola un poco más al norte en la zona de la actual Armenia. Pero es en Egipto, cerca del 1700 antes de Cristo, cuando se tienen rastros de cultivos de la vid y producción del vino. La Biblia también lo cita en sus páginas y le atribuye a Noé el haber descubierto la fermentación de las uvas y todo lo que conlleva el proceso de fabricación del vino y luego del diluvio, obviamente. Así es, Marce, el vino ha sido un elemento central en la cultura y en las religiones de Occidente, no solo en el judeocristianismo, sino también en Grecia y Roma. Y hoy no solo es elemento cultural, sino una actividad económica entre las más importantes del mundo, de Italia, del Véneto y de Argentina, en donde
Muchos emigrantes vénetos, italianos también, entre los que estuvo Antonio Tomba, han jugado un rol importante en este desarrollo de la vitivinicultura. Pero muchachos, se me han desviado del tema, porque más que del vino, estábamos hablando de la actividad de la recolección de las uvas maduras para vino, de la vendimia, una actividad que casi se convierte o casi es un rito. Un rito en toda Italia y en particular en el Véneto, una región vitivinícola, por cierto. La vendimia es un rito de origen familiar, un rito eterno, típico de la cultura contadina de una época, de las familias grandes, que muchas veces muchos hermanos con sus familias vivían en un mismo grupo de casas, en un ambiente de pequeñas y medianas unidades productivas. Cada cual tenía su viña y se ayudaban una familia con otra, un fin de semana uno, el siguiente la otra familia, y de la recolección de las uvas participaban desde los abuelos a los niños, y era también el inicio de la producción, no era solo juntar las uvas, sino también comenzar la producción, pisar las uvas, y eran jornadas de trabajo, pero también de cánticos, de compartir la mesa, de brindar con el mosto, el zumo de la uva pisada, la recién pisada, porque obvio, si el zumo se lo deja fermentar, bueno, después se transforma en el vino. La vendimia manual sobrevive en el campo, pero también se ha convertido, obviamente, en una actividad turística, porque durante todo el mes de septiembre y acompañando a la modernidad, vemos cómo las cantinas, o sea, las bodegas, organizan y ofrecen a los visitantes un día de vendimia. Abren sus puertas para que la gente de la ciudad, sobre todo, recree en familia este rito de la vendimia. Y no son pocos los pueblos que organizan la fiesta del vino, es decir, la sagra, con distintas actividades sociales, lúdicas, culturales, turísticas. ¿Se acuerdan? Hace 2 años mucho se habló de Bo, el pequeño pueblo de la provincia de Padua, que fue uno de los primeros epicentros de la epidemia del COVID. Bueno, justamente allí el fin de semana pasado se volvió a hablar de Bo, pero de una manera muchísimo más alegre, porque fue precisamente uno de estos pueblos en el cual se realizó la edición número 71 de la Festa de la Uva y del Vino de Bo. Exacto, Marce. Bo está ubicado en una zona vitivinícola del Véneto, los Colli Euganei. El vino del Véneto es de esos más tradicionales y famosos de Italia. Se produce en estas colinas y precisamente en Colli Euganei es donde está ubicado Bo, pero que también, digamos, además de en este famoso Bo, por esta festa de la uva que charlas y por la no grata de COVID, tenemos otras colinas en el Véneto que son famosas, como Valpolicella, Soave y Bardolino de Verona. También una de las más conocidas y la que más me gusta a mí es la de Valdobbiadene en Treviso. En esta primera tenemos vinos clásicos como Soave o el Amarone de Valpolicella, y en la segunda, que es vuelvo a repetirles, que es la que me gusta, el Prosecco de Valdobbiadene. Pero no sé qué les parece a ustedes, pero estamos hablando mucho de este tema y me parece que estamos estirando. ¿Qué pasa, conductor? Pasa que no sé si hoy lo tenemos a Giovanni, giusto, porque está de vacaciones. L'ultimo giorno che dedico alle ferie, e quindi tra poco ripartiranno sicuramente in settimana i nuovi racconti di Occhio che te conto. E l'ultimo giorno di ferie dove lo faccio? Lo faccio nella mitica Burano, l'isola forse più conosciuta, o comunque la splendida isola di Burano, l'isola dei merletti, l'isola del campanile storto, che fa sicuramente concorrenza alla Torre di Pisa, e soprattutto l'isola dei 1000 colori. È l'isola dalle case multicolori. C'è chi dice che servivano un tempo ai pescatori per riconoscere da lontano, dalla laguna, dalle acque della laguna, riconoscere casa. Ma in realtà io credo che oggi sia soltanto una sorta di rivalità per chi ha la casa più colorata e più bella, tipologia di questa isola. È anche l'isola dei bussolai buranei.
il dolce tipico dell'isola, una delizia straordinaria, un qualcosa di spettacolare, sempre buono, sempre fragrante e adesso anche meno mangio. A proposito, chi se l'è perso? La sveglia della strega della Toletta. Andatelo a vedere, è bellissimo, lo assaporo anche per voi. Estaba Giovanni en versión vacaciones y muchísimo más corto de lo habitual. Recordamos a nuestros oyentes que 8 que te conto es una serie de videos con los cuales Giovanni Giusto nos cuenta diferentes historias de Venecia en particular y del Véneto en general, y pueden seguirlo en su cuenta de Facebook, 8 que te conto, Giovanni Giusto, y también en Instagram, Giovanni Giusto. No es necesaria la traducción seguramente, así que esperamos la semana próxima tener otra de las historias, porque el de la Sveglia de la Strega, al cual se refería Giovanni, ya hablamos la semana pasada, ¿no? Sí, bueno, esta vez no lo explicamos, creo que no hace falta, pero Giovanni hace referencia a 2 características muy conocidas de la isla de Burano: i merletti, los tradicionales encajes, y sus casas pintadas de distintos colores llamativos. Y a otras 2 cosas un poco menos conocidas. Una, que Burano tiene un campanile torcido, que dice él que compite con nada más y nada menos que con la Torre de Pisa por su inclinación, y la otra, un dulce típico de la isla de Burano, los bussolai. No hay nada que hacer. Atrás de todo toscano hay siempre un Véneto. Esto al final de la Torre de Pisa es una copia del campanile estorto de Burano. No empecemos con la rivalidad toscano-véneta, que se nos enoja el director de Radio Cómites y nos levanta el programa, ¿eh? Bueno, mejor veamos si alguien en Rosario, ya que no nos invitaron al picnic del club italiano, se pone y hace los bussolai. O mejor, vamos derecho a la pausa musical antes de nuestro entrevistado del programa de la fecha. Pausa musical con el hit de la Vendemmia 2022, de la Vendimia 2022, del influencer Veneto Il Canale, que tiene que ver justamente con el inicio de la vendimia en el Véneto. Sì che vuoi, dai che vuoi far la vendemmia con noi. Siamo qui, seguici, così faremo vin. Pronto? Ragazzi, anche quest'anno tocca fare la canzone della vendemmia. Ok canale, ci proverò. Ah, ma la canzone la scelgo io? No, la canzone è già stata scelta. La vendemmia è arrivata ormai. Forza che ti divertirai. Non trovate le scuse, No, forza vestiti, andiamo a fare vin. Aspettare più non si può. Che è impossibile dire no. Il paesaggio è divino e per fare buon vino stiamo aspettando te. Ma quanta gente c'è Che se con noi verrai, tutto sarà più bello, sai. Se vorrai bere il vin, dovrai farlo, dai, oh yeah. Sì che puoi, dai che puoi far la vendemmia con noi. Siamo qui, seguici, così faremo se chi per tutti ha volontà.
carro e te lo so pronti già. Qui non serve esperienza, fare squadra e importanza, vogliamo su di te. Ma quanta gente c'è, e se con noi verrai tutto sarà più bello, sai. Con il vin, festa carica, sì che puoi, dai che puoi, far la vendemmia con noi. Siamo qui, seguici, così faremo sì che puoi, dai che puoi, far la vendemmia con noi. Eccoci, siamo qui, pronti per fare Fare Vin, un cover, una parodia de Dancing Queen de ABBA. Desde hace unos años, el influencer Veneto Il Canal realiza un video musical con participaciones de varias figuras que sirven como lanzamiento oficial del periodo de vendemmia en el Véneto. Y como en otras ocasiones, el video lo cierra nada más y nada menos que el gobernador del Véneto, Luca Zaia, una participación institucional que da justamente un poco de oficialidad al video. Recordemos, Marce, que este video lo van a poder ver en nuestra fanpage de Facebook, Mi Venecia. Entran a Facebook, ponen Mi Venecia todo junto y lo pasan. Pueden también entrar a YouTube y buscar Parola Veneta, suscribirse a nuestro canal y volver a escuchar todos nuestros programas. Seguimos disfrutando de Parola Veneta Radio y llegó el momento especial de la entrevista con un amigo de la casa desde Italia, desde Padova. En este caso contamos con la presencia estelar de Gianluca Toschi. Gianluca es ricercatore senior de la Fondazione Nord-Est y enseña Economía Internacional en la Universidad de Padova. Así que de esta manera damos inicio a la entrevista del programa del día de hoy. Gianluca, benvenuto a Parola Veneta Radio. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Grazie tante per la tua disponibilità per accompagnare questo progetto assieme a Mariano e Ivana. Ti diamo il benvenuto in questo spazio radiofonico per tutta la comunità veneta in particolare e italiana naturalmente in generale. Ci puoi raccontare un po' della tua vita? Sì, io sono un economista, mi occupo tendenzialmente di due cose. Le questioni legate allo sviluppo locale ed è l'attività che svolgo in Fondazione Nord-Est, che è un centro di ricerca che si occupa dello sviluppo economico e sociale delle regioni appunto del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. E poi lavoro appunto all'Università di Padova come professore a contratto di economia internazionale. Ho lavorato con un amico insomma in comune che è Gabriele Orcalli, che è appunto il professore che mi ha insegnato e che poi mi ha portato in Argentina con lui le prime volte, dove ci siamo conosciuti e ho avuto modo di conoscere tutte le esperienze interessantissime in Argentina e a fare tutti i corsi che abbiamo organizzato negli anni. Sì, ricordiamo molto bene la presenza permanente del professore Orcalli qui in Argentina, nelle diverse città
del nostro paese, Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba e tante altre, e anche la tua visita qui a Mar del Plata alcuni anni fa. Naturalmente ti aspettiamo sempre per fare tanti progetti insieme. Diciamo, parlando un po' della situazione attuale, sia del Veneto, del Triveneto, come a livello globale, cosa possiamo dire? Sì, diciamo che i primi mesi di quest'anno, del 2022, per il Veneto è stato un momento importante e favorevole da un punto di vista economico. Le proiezioni della crescita del prodotto interno lordo raccontano di un 4,1% di crescita nel 2022, quindi un buon dato. È vero che si sta recuperando dagli anni difficili della pandemia, del Covid, però è un dato importante. Meno positive sono quelle per il 2023. È chiaro che dalla metà dell'anno c'è stato un rallentamento dovuto alla situazione che tutti conosciamo, cioè la crisi, la guerra tra Ucraina e Russia ha generato delle importanti tensioni soprattutto sul mercato del gas, che è una fonte importante per tutta l'Europa e per l'Italia per la produzione di energia elettrica. Questo ha fatto aumentare notevolmente i costi dell'energia elettrica e questo ha dato dei problemi alle famiglie, certo, che trovano delle bollette molto pesanti da pagare, sia del gas che dell'energia elettrica, ma anche per le imprese. Guardiamo le imprese appunto che soprattutto quelle energivore, quindi che consumano molta energia, si sono trovate in difficoltà. In Veneto il tipo di specializzazione non ha tantissime di queste imprese. C'è il settore della carta a Verona, ad esempio, la specializzazione tipica, che è un'azienda energivora. C'è un po' di gomma plastica tra Treviso, Vicenza, insomma, di aziende che usano abbastanza l'energia. Però diciamo che l'aumento è stato così importante del costo dell'energia che anche le imprese che ne usano poche comunque hanno avuto un rialzo davvero pesante. Questo si aggiunge a una situazione che era già un po' difficile legata all'approvvigionamento di materie prime. Ci sono problemi dalla Cina, quindi non arrivano molti dei prodotti che sono poi lavorati dalle nostre imprese per 1000 motivi, e questo insomma si è aggiunto un po' a questa difficoltà. Però diciamo che l'anno dovrebbe chiudersi bene, cioè con un buon rimbalzo. Per molti motivi è stata una stagione molto buona da un punto di vista turistico e ovviamente il turismo è stato uno dei settori più colpiti dal Covid. Sapete che il Veneto è la regione italiana più visitata in Italia e quindi il fatto che sia aumentato, siano tornati i turisti, ha dato insomma un po' di sollievo anche a un comparto appunto che aveva patito molto durante gli anni del Covid, quando non si poteva viaggiare. Ecco. Questa è un po' la situazione al momento. Gianluca, parlando a livello internazionale, come vedi la situazione? Io credo che sia interessante guardare i cambiamenti strutturali, cioè non tanto quello che sta succedendo oggi, domani e qui legati, ma quello che sta un po' cambiando il mondo. Allora, io credo che i fenomeni più interessanti siano 2 o 3 che potremmo menzionare e provare a riassumere. Il primo è quello che si chiama regionalizzazione delle catene globali del valore. Che cosa vuol dire? Oggi i prodotti che noi abbiamo, soprattutto i prodotti dell'elettronica ma anche della meccanica, sono prodotti di tanti componenti che vengono prodotti in paesi diversi. Un po' in Italia, un po' in Germania, un po' in Cina, un po' negli Stati Uniti, un po' in Messico, un po' in Brasile, un po' in Argentina. Ci sono molti componenti che poi vengono assemblati. Questa è una catena globale del valore, no? Cioè l'idea che ci siano tante imprese in giro per il mondo che partecipano alla produzione di un bene. Questo, quello che sta succedendo è una regionalizzazione. Cosa vuol dire? Che ci sono ormai 3 grandi blocchi, Canada, Stati Uniti e Messico per la regione americana sostanzialmente, in Europa l'Europa intera con l'Europa dell'Est e poi c'è il blocco asiatico. Quindi i flussi si stanno concentrando in questo. C'è un problema anche legato a approvvigionamenti di carattere
diciamo, strategico o politico, se vogliamo. Oggi si parla di friendshoring. Che cosa vuol dire, ad esempio? Facciamo un esempio concreto che si capisce. In Europa siamo molto dipendenti dalla produzione di componenti elettronici provenienti soprattutto da paesi come Taiwan. Taiwan oggi è nell'occhio del ciclone, sappiamo che è in una situazione complicata con la Cina e in una regione che ha delle difficoltà. Allora cosa succede? L'Europa ha lanciato un piano per raddoppiare la capacità produttiva di questi componenti, questi semiconduttori, perché l'Europa produce solamente il 10% del fabbisogno, del proprio fabbisogno di questi componenti. Questi componenti vengono montati dappertutto, nelle macchine, nelle automobili, dappertutto, perché sempre più siamo digitali. E quindi c'è una grossa tensione verso riportare in Europa questo tipo di produzioni o spingere nella produzione di aumento della produzione di queste. Questo è un po' un fenomeno abbastanza interessante perché potrebbe portare i paesi manifatturieri europei, ricordiamo il primo la Germania e il secondo l'Italia, ad avere dei flussi interessanti di ritornare a produrre questi prodotti che non producevamo più, perché sono considerati strategici. Questo è uno dei risultati delle tensioni politiche che ci sono oggi a livello mondiale, quindi di un quadro geopolitico che è molto complicato, ma che potrebbe in qualche modo portare ad alcune rimodulazioni di queste produzioni e anche a ritornare a produrre questi beni in Europa e forse anche in Italia. Questo forse è un elemento, appunto, forse il più interessante di quello che sta succedendo a livello mondiale. Gianluca, parlando dell'America del Sud, cosa possiamo dire in questo scenario mondiale? Allora, è interessante perché l'America del Sud nelle catene globali del valore non è molto presente. Ci sono diversi motivi per questo. Uno, che è forse quello che si capisce di più, il più immediato, è una questione legata alle distanze, ovviamente, no? Quindi oggi i costi di trasporto sono rilevanti. Uno dei motivi per cui diventa meno interessante produrre in Cina ed importare in Europa è legato al costo dei container, che sono aumentati anche di 10 volte. Oltre ad aumentare il costo dei container da $2.000 anche a $20-25.000 un container dei prodotti, c'è il problema dei tempi di consegna. Forse avrete visto cosa è successo l'anno scorso quando si è messa una nave di traverso a Suez. Per il canale di Suez passa tutta la merce che dalla Cina arriva in Europa, perché va per il Mediterraneo e poi su o verso i porti tedeschi o verso quelli del Mediterraneo. Quindi questo sistema internazionale si è rivelato molto fragile. Allora cosa potrebbe succedere e che partita potrebbe giocare il Sud America? Certo, probabilmente l'intensificazione di alcuni scambi potrebbe essere un elemento interessante, però bisogna considerare appunto che oggi il costo dei trasporti rende più difficile questo, molto più difficile rispetto ad un tempo, quindi spostare le merci sia via mare e soprattutto poi via terra è molto molto più costoso. Questo probabilmente rallenterà anche il commercio mondiale. Il commercio mondiale già sta rallentando negli ultimi anni, questo potrebbe rallentarlo ancora di più. Probabilmente il Sud America avrebbe più spinta in una logica di continente americano e questo potrebbe essere più facile da agganciare come sistema per lo sviluppo anche locale. Gianluca, c'è un elemento, aggiungo a questo un elemento interessante che ci porta a ragionare non solo di merci ma anche di servizi. Allora, oggi diventa interessante perché il servizio viene trasportato dalla rete. Io oggi sono a Padova, sto chiacchierando con voi a fare una cosa che probabilmente qualche anno fa sarebbe stato impossibile. Qua un autore, Richard Baldwin, ha scritto e ha raccontato che ci saranno le telemigrazioni. Cosa vuol dire? Che i lavoratori non sarà più necessario che si spostano nello spazio, ma potranno, lavorando da casa, lavorare per un'azienda negli Stati Uniti, per un'azienda in Europa, ovviamente nel settore dei servizi. Allora questo forse potrebbe essere più interessante per il Sud America,
Allora, puntare su investimenti nell'istruzione, quindi formazione di figure che possono essere interessanti. In Europa oggi abbiamo un problema gigantesco con le figure degli sviluppatori legate a tecnologie web o comunque nell'informatica. E ci sono società che girano il mondo per trovare sviluppatori, perché non ce n'è in Europa. In Italia è difficilissimo trovarli. Per cui questo potrebbe essere interessante. Questo sì, perché non ha più quel problema dello spostamento delle merci. È chiaro che bisogna fare un investimento in formazione importante per creare dei profili aggiornati, importanti, che possono essere appunto rilevanti per i mercati dove questi prodotti poi vengono fatti, questi servizi vengono fatti. Allora questo forse è più interessante. Oltre al fatto che avendo noi anche una comunanza di lingua rende più facile, scusate, anche una serie di transazioni e quindi di collegamenti che potrebbero essere ancora più interessanti. Questo io lo vedrei come un progetto di sviluppo tutto sommato anche con un orizzonte abbastanza breve, che però potrebbe essere davvero interessante. Sì, infatti la domanda era un po' su quello, cosa pensi del futuro diciamo di noi degli italiani all'estero, in questo caso noi veneti nel mondo, ma come comunità italiana che praticamente siamo in tutti gli angoli del pianeta. Sì, io appunto credo che questo potrebbe essere un elemento interessante, cioè, il fatto che comunque condividiamo una lingua e una cultura, delle abitudini, cioè, e quindi si tolgano di mezzo molti problemi che invece si hanno quando si confronta con altre culture, altre abitudini, potrebbe rappresentare davvero da questo punto di vista un elemento molto interessante. È chiaro che, ripeto, bisogna lavorare, investire da un punto di vista della istruzione, della formazione per creare profili interessanti, ecco, nelle materie che sono quelle che oggi vanno di più, insomma, informatica, la matematica, cioè insomma, oggi siamo in un mondo di servizi dove diventa importantissimo saper analizzare big data e quindi sistemi di calcolo di un certo tipo. Ecco, questo tipo di competenze oggi diventano interessanti in tutto il mondo e in qualunque parte tu sia, cioè puoi essere anche a Ushuaia, ma se hai un buon collegamento diventa interessante per anche un'azienda in Finlandia, dall'altra parte del mondo. Benissimo, Mariano, so che volevi partecipare, intervenire con una domanda. Cioè io agganciandomi a queste vostre ultime riflessioni, che qui si vede almeno nelle nostre città, nella nostra comunità, una crescita del flusso migratorio, soprattutto dei nostri giovani che stanno andando via, stanno tornando in Europa. Cioè voi nel Veneto lo vedete questo? Cioè è una cosa di cui si parla? Perché poi qui c'è questa idea, no, che si va in Europa, si va, soprattutto in Spagna, la maggior parte dei nostri, anche quelli che hanno origini italiane, vanno poi in Spagna, no? E che lì si trova lavoro più facile di quello che si trova qui. Allora, in realtà il Veneto oggi sta vivendo un problema simile a quello dell'Argentina, perché i nostri giovani, una parte insomma abbastanza importante dei nostri giovani, emigra verso paesi non solo paesi in Europa più interessanti, ma anche altre regioni. Quindi non solo la Lombardia, cioè Milano è sempre stato un polo di attrazione importante, perché Milano è la capitale di molte cose, della finanza, della moda, e quindi da sempre ha attirato giovani che volevano sfidarsi e provare questa. Però per esempio anche l'Emilia Romagna oggi attira giovani dal Veneto. Hanno lavorato molto bene costruendo una filiera importante dell'automotive. È vero che loro, cioè, ci sono dei campioni riconosciuti a livello internazionale, Ferrari, Dallara, le motociclette, insomma ci sono produttori davvero
davvero importanti, intendevo la Ducati ovviamente, no? Però questo attira molto i giovani anche laureati che dal Veneto si spostano in Emilia Romagna. Quindi in realtà stiamo vivendo un problema di giovani che oggi decidono di spostarsi dal Veneto e andare verso altre regioni, ma anche altri paesi europei. I motivi per cui questo succede sono tanti e diversi. C'è un problema legato ad esempio alle dimensioni delle aziende. Un giovane che vuole fare carriera cerca un'azienda magari multinazionale, grande, dove ha la possibilità di viaggiare, dove ha la possibilità di fare carriera. È chiaro che in un'azienda di 30-40 persone è difficile pensare di fare molta carriera, cioè nel senso si cresce ma poi a un certo punto non si riesce più, e questo è uno dei motivi. E che quindi in qualche modo noi viviamo questo tipo di problema. Rispetto alla facilità di trovare lavoro, in realtà se si vogliono fare certi tipi di lavoro, davvero c'è grande carenza in Veneto. Cioè c'è una situazione particolare per cui molti lavori tecnici in azienda, nel settore manifatturiero, non si trovano addetti per farli. Perché i giovani non vogliono farlo, non lo considerano interessante, quindi è vero che c'è domanda di certe figure, e quindi questo oggi diventa un problema per le aziende. Abbiamo un problema demografico, ci sono sempre meno giovani, e questa è un'altra questione, e questo fa in modo che ci sia una forte domanda appunto per certi tipi di lavoro. Dicevo, soprattutto figure tecniche, ad esempio nella meccanica, il perito meccanico, ma anche nel settore del legno, cioè di persone che vogliono andare a lavorare in azienda, e queste si trovano, c'è un po' di difficoltà a trovarle. Quindi se qualcuno vuole cimentarsi con questo, sicuramente da quel punto di vista lì in Veneto oggi è facile trovare lavoro, questo sicuramente. Sì, tutto un mondo, come dicevi prima, no? Un mondo in cambiamento, che sembra che il cambiamento ormai era la quotidianità, no? Sembrerebbe un gioco di parole, però così. Sappiamo anche che avrai un'attività qui a Rosario, anche a distanza, come dicevamo, no? Prima, Sì. con gli amici della famiglia veneta. Sì. È un'introduzione a un percorso che cerchiamo di mettere in piedi, dove si incontrano imprenditori veneti e imprenditori argentini, e insieme si raccontano come hanno affrontato delle sfide. L'idea è che noi professori universitari possiamo raccontarla, ma è più interessante che ci sia un confronto fra imprenditori, no? E allora abbiamo lanciato una serie di temi, il cambiamento legato alla sostenibilità ambientale, ad esempio, la digitalizzazione, questa questione dei servizi in ambito informatico. Allora l'idea è di fare degli incontri in cui un imprenditore argentino, un imprenditore italiano si raccontano come hanno affrontato queste sfide. Questa è un po' l'idea che lanceremo venerdì, sabato, il tutto sarà in realtà anticipato da una mia chiacchierata che racconterà come il Veneto è passato da una regione, da una terra di emigrazione. Ricordiamo che gli ultimi flussi importanti di emigrazione verso l'Argentina sono stati nel 53-55, che sembra tanto tempo fa, ma non lo è. Cioè, stiamo parlando di un periodo tutto sommato breve, e quindi il Veneto, da una terra di emigrazione, è diventato in pochi anni una delle regioni più ricche d'Europa. Io ricordo, e vi lascio con questa battuta, un imprenditore che un giorno disse: si è passati dalla fame alla dieta, cioè da una situazione appunto di grande necessità a poi doversi mettere a dieta perché la ricchezza era così tanta che insomma si allargava la pancia, insomma. Oggi il Veneto soffre di altri problemi, in realtà un po' tutta l'Italia, che è il rallentamento della crescita. È un problema che noi ci portiamo dentro da 20 anni. Purtroppo, cioè in Europa ci sono altre regioni che sono cresciute molto più delle nostre, e questo oggi diventa una sfida importante. Vi ricordate che il Veneto veniva chiamato la locomotiva d'Italia, no? Per dire il treno, quello che trainava l'economia italiana. Lo è ancora, ma è un treno che corre molto meno velocemente, ad esempio, del treno tedesco, ma anche di altri treni in Europa. Allora
Il ragionamento che come Fondazione Nord-Est abbiamo fatto quest'anno, nel rapporto che abbiamo presentato a luglio, è stato come si fa a fare riaccelerare la locomotiva e soprattutto dove vogliamo portarla. Questo insomma è uno dei tanti temi che abbiamo affrontato nel rapporto e che sono secondo noi sfidanti per non solo il Veneto, non solo il Nord-Est, ma per l'intera Italia. Benissimo. Marcello, c'è anche Ivana qui presente, che ti volevi salutare, poi se no ringraziando dell'intervento e della disponibilità congediamo Gianluca. Ivana? No, mi sembra che Ivana non ha voce, sino l'abbiamo silenziata. Adesso ti sentiamo. Ora sì. Ora sì. Adesso ti sentiamo. Ciao Gianluca, sempre un piacere ritrovarti. Ciao Ivana, è un piacere mio. Qua ormai ci si vede solo su Facebook. Sì. Però come hai detto, questo qua è una vantaggia che ne abbiamo adesso per comunicarci e dobbiamo vedere il modo di sfruttarla. Sì, il più possibile, sicuramente. Va bene. Bene. Ringrazio. Sì, dimmi Ivana. Sì. No, ringrazio che mi avete fatto partecipare anche della conversazione. Ho sentito tutto, però ero in macchina, come sempre. A quest'ora io arrivo in fretta in macchina e sempre con la camera spenta. Va bene, ma puoi sentirlo quando Mariano ha registrato allora? Sì, no, poi lo aggiustiamo, poi Ivana fa la edizione. Dai che facciamo la chiusura un po' più normale, perché mi sembra che a Marcello l'abbiamo perso. Bene, io Gianluca ti ringrazio nuovamente della tua disponibilità, di questo tempo che hai dedicato al nostro programma Parola Veneta. Ti faccio gli auguri per l'iniziativa di questi giorni con la famiglia Veneta di Rosario, che senza dubbio siamo certi che avrà un grande successo e speriamo di risentirci più spesso e risentirci presto. Grazie a voi per l'invito e speriamo di rivederci o in Italia o in Argentina presto. Grazie a tutti. Grazie. Esatto, grazie.
Las 4 estaciones de Vivaldi. Obviamente no podía faltar, creo que todo lo hemos reconocido desde el primer segundo, el Allegro de la primavera del compositor veneciano Antonio Vivaldi, con el cual le damos la bienvenida formal en esta parte del mundo a lo que quizás sea la mejor estación del año. Y Marce, la primavera. Pero bueno, vuelvo a lo que hablábamos al principio del programa, que hablábamos de la vendimia en el Véneto y nombrábamos a Antonio Tomba. Antonio Tomba, un emigrante vicentino de finales de 1800, fue uno de los mayores impulsores de la vitivinicultura en Argentina, concretamente en la ciudad de Mendoza. El presidente Roca lo llamó el rey del vino. Ayer, 26 de septiembre, se estrenó en Mendoza Tomba Tutto Cuore, una obra de teatro dedicada a su vida y a su obra. Es una interesante iniciativa que impulsó el Comité de Mendoza con la contribución del Ministerio de Affari Esteri italiano. Así que bueno, le mandamos muchos saludos a nuestra amiga Celeste Dinca, que fue la impulsora de esta iniciativa, y bueno, obviamente a Marcelo Romanello y a Marcela Pena, la presidenta del Comité de Mendoza. Y como no, también mandarle a Silvana Brazzolot, presidente de la Asociación Véneta, también nuestros saludos a todos nuestros amigos vénetos de Mendoza que ayer hicieron esta interesante actividad. Seguramente la semana que viene estaremos dialogando con Celeste sobre esta hermosa e importante iniciativa, y también vamos a profundizar sobre las elecciones de la renovación del Parlamento italiano que se llevaron a cabo este domingo 25 de septiembre en Italia y bueno, obviamente en todo el mundo, ya que a través de la correspondencia todos los italianos en el exterior hemos también participado a través de nuestro derecho. Y seguramente, Mariano, para cerrar vamos a comentar algo más sobre este tema particular. Sí, como vos decías, Marcelo, bueno, se votó el fin de semana en Italia y los italianos en el exterior también eligieron a sus representantes, y bueno, por Sudamérica, por nuestra circunscripción, resultaron electos como senador Mario Borghese del MAIE, como diputados Franco Tirelli del MAIE y Fabio Porta del Partido Democrático. Así que a los tres, especialmente a Franco y a Mario, que son amigos y compañeros nuestros, las felicitaciones y el mejor de los deseos. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa número 13 de Parola Veneta Radio en esta segunda temporada 2022. Así que a toda nuestra querida audiencia le enviamos un grazie di cuore e uno strucón.